Pietro Germi è un maestro e io condivido fortunatamente solo il nome di battesimo. Il regista vicentino Pietro Parolin non trova altra identità tra lui e Germi, sgomberando subito il campo da paragoni e rimandi inevitabili in una marca sempre stata ai margini della settima arte e ancora aggrappata all'unico ricordo cinematografico di peso. La storia stavolta è diversa, non c'è più la borghesia opulenta, piena di pruderie. Anche il party per il saluto al primo Ciak di Leoni, questo lungometraggio sulla marca della crisi, è lontano dalle feste di Cinecittà. I politici locali si muovono straniti tra cast, operatori e sponsor. Il menù è rigorosamente veneto, dai risi e bisi al prosecco doc. E veneti saranno gli attori. Abbiamo tantissimi attori veneti, la maggior parte sono veneti, abbiamo fatto più di 150 provini. A parte gli attori protagonisti, Neri Marco Re sarà Gualtiero Cecchin, un uomo senza qualità. È un imprenditore che, siccome il film si gira in Veneto, è veneto, ma ha le caratteristiche di un imprenditore che potrebbe trovarsi da qualsiasi altra parte. Anzi, non è nemmeno un vero imprenditore, ma si improvviserà tale. Viene da una famiglia ricca, aristocratica, non ha mai lavorato. Nel momento in cui la mamma gli chiude i rubinetti e si trova le carte di credito scoperte, sente la necessità di procurarsi del denaro, insomma lavorando, cosa che non ha mai fatto. Piera degli Espositi sarà mamma Mara. Dal suo letto tirerà i fili della vicenda cercando di risolvere i problemi dei figli. Il potere, si scopre con lei, non viene infatti dai soldi ma dalle conoscenze, e conoscere quel che gli altri ignorano è ancor meglio. È una donna che mi è piaciuta per questa fermezza, per questa e poi anche perché ha questo humor, questo modo di essere sarcastico veneto che a me piace. Sabato centro blindato per il primo Ciak. Le riprese dureranno 5 settimane.